dell'operazione Il Calderone per scoprire quello che fa parte della nostra storia dei nostri avi e della storia che ha visto protagonista tutte le persone che hanno in qualche modo operato nel nostro territorio. Stavamo parlando giustamente con l'esperto di oggi che è Cristian Cani. Vai! Diciamo che prima dell'esperienza c'è la passione. Quello che ti porta all'esperienza è sicuramente un approccio agevolato dalla passione, dalla curiosità e dalla fortuna di avere tra le mani dei pezzi, diciamo così, oggigiorno di antiquariato. Ecco, vedete quello che c'è su questo tavolo è frutto della ricerca che Cristiano, scusate, io questo mi hanno dato di nome. No, perché io conosco tutti i Cristian e finalmente c'è un cristiano e io me lo sto facendo con questa americanizzazione dei nomi. Finalmente non parliamo di America, per favore. Ok, quindi la passione di Cristiano si è manifestata attraverso la ricerca e la fortuna di trovare dei pezzi praticamente unici. Stavamo curiosando prima, vi posso assicurare che per me è stata un'emozione rivedere quello che avevo, diciamo, immaginato o magari trovato nei costumi di nonna, di zie, eccetera, eccetera, rivederlo in foto comunque vivo, perché quando tu osservi una fotografia vedi qualcosa di vivo che ha caratterizzato la vita delle persone. E quindi ringraziando Cristiano di essere qui tra noi e averci messo a disposizione tutto il materiale che lui ha sapientemente. Piccolissima parte, venuto come esempio. Per oggi, perché altrimenti dovremmo aprire un museo. Questo Sì. così come per. Mettiamo anche il biglietto per pagare, però. Mi sembra che è giusto, vista insomma, tutto quello che c'è dietro la ricerca, la catalogazione, eccetera. Ti lascio la parola, so che sono tutti in attesa di sentirti e di scoprire le novità, se ci sono, riguardo il materiale che in questi ultimi tempi sei riuscito a recuperare. Grazie. Quindi grazie ancora a nome dell'associazione di Sardo Style, buona serata a tutti. Sì, più che esperto sono curioso e appassionato di Sardegna, di tradizioni popolari, di ballo sardo, anche se non le vede. Diciamo che questo è il mio ultimo argomento di ricerca, iniziato una decina d'anni fa. Questo lo si deve a una pubblicazione di Oliviero Maccioni del 1981-82, si chiamava Cagliari tra cronaca e immagini, che parlava della città attraverso le foto d'epoca. E guardando questa pubblicazione e altre pubblicazioni come quelle delle isole della Valle di Sardegna, mi sono reso conto che si parlava tanto di fotografia, ma mai dei fotografi, perlomeno i fotografi erano sempre messi in secondo piano. E allora ho iniziato a fare una ricerca su questi fotografi, una ricerca sulla loro vita fotografica, sulla vita lavorativa. E questo ha portato a dei risultati che poi di cui vi parlerò. Non possiamo partire con questo discorso se non partiamo dall'inizio della fotografia, della storia della fotografia. Quella che vedete qua in alto è quella che viene considerata la prima fotografia della storia. Qua a fianco vi abbiamo messo due photoshoppate per farvi capire cos'è. Sono dei tetti di un paesino francese, Le Grasse, realizzati da questo signore che si chiama Giuseppe Niceforo Nipse, francese, che realizzò appunto questa eliografia, così si chiamava. La particolarità è che non tornano le ombre da una parte all'altra della foto perché ebbe bisogno di un tempo di esposizione per catturare l'immagine di ben 8 ore, quindi nel frattempo il sole si era spostato. Perché è la prima foto della storia? Perché per la prima volta un'immagine rimane impressa sul supporto in maniera
maniera permanente. Questo vuol dire che prima riuscivano a fare qualcosa, ma questo qualcosa svaniva. Okay? Tra l'altro questo signore ha un legame anche con Cagliari, sposa una cagliaritana a Marsiglia, gli nasce un figlio a Cagliari, era ammiraglio della flotta francese che assediò Cagliari nel 1794 e il governo francese gli chiese di fare una ricognizione dettagliata del Golfo di Cagliari e lui nel diario col fratello, che era generale dell'armata francese, gli scrive che aveva fatto queste prove di eliografia nel Golfo di Cagliari. Quindi Cagliari è una di quelle città che ha dato il via poi alla finalizzazione che risulta la vera fotografia. Gli studi vennero affiancati da quest'altro signore, Louis Daguerre, che proseguì gli studi anche dopo la morte di Nice e nel 1839 brevettò il daguerrotipo, cioè la prima fotografia, che vediamo qua sotto. Questo è un esempio di daguerrotipo, ma ce l'abbiamo poi anche qua. Dopo, come finiamo la conferenza, potete avvicinarvi e vederle. È anche il primo che fotografa delle persone, in questo caso inconsapevolmente. Questa è una foto del 1837-1838, un grande viale parigino, Boulevard du Temple, che all'epoca era un viale trafficatissimo, anche oggi. Pensate carrozze, cavalli, persone che... Non vediamo nessuno perché chi era in movimento non veniva immortalato, non veniva bloccato dall'immagine, se non queste due persone dove c'è un ragazzo che illustra le scarpe a una persona. Evidentemente sono rimasti alcuni minuti fermi e quindi l'immagine è stata catturata, esatto. Qua vediamo un esempio delle prime macchine fotografiche, che erano semplicemente dei cubi con un foro nel quale penetrava la luce e sul retro si metteva una lastra con delle sostanze chimiche, sali di argento, eccetera, che venivano impressionate dalla luce e poi questo sviluppo dell'immagine creava l'immagine vera e propria. Cosa succede in Sardegna? Nel 1839 abbiamo detto che Daguerre brevetta la sua tecnica fotografica. Nell'agosto dello stesso anno il governo francese compra il brevetto e lo regala al mondo, ufficializzando di fatto la fotografia. Già l'anno dopo, a Cagliari, nel corso di fisica sperimentale della facoltà di filosofia all'università, padre Stefano Sirigu insegnava le tecniche fotografiche, quindi immediatamente. La notizia arriva, immediata, prima a Torino con i giornali di Torino, Cagliari all'epoca era Savoia, e quindi la notizia arriva immediatamente anche a Cagliari, e a Cagliari vengono insegnate le tecniche fotografiche, seguite poi da Antonio Cima, dopo la morte di padre Stefano Sirigu, fratello del noto architetto Gaetano Cima, cagliaritano. Quella che vediamo qua è quella che per ora è la foto più antica fatta in Sardegna. È del 1844-45. Non sappiamo chi sia la persona ritratta, sicuramente una nobildonna. Non sappiamo chi sia l'autore, perché già a quell'epoca molti fotografi inglesi e francesi scendevano in Sardegna per fotografare le miniere del Sulcis Iglesiente, di proprietà appunto inglesi e francesi. E ogni tanto qualcuno di questi fotografi andava a Cagliari, si stanziava per un paio di mesi per fare le foto a chi se le poteva permettere, quindi ai nubili. Uno di questi si chiama Claudio Porraz, lo sappiamo che si era stabilito a Cagliari perché c'è una sua pubblicità nel marzo del 1844 e diceva che aveva stabilito il suo laboratorio fotografico presso il farmacista Cossu a Terrapieno, a Villanova, a Cagliari. Quindi una delle parallele per via San Giovanni, via Garibaldi poteva essere, non lo sappiamo, comunque sappiamo che era in quella zona. E si specificava il tipo di esposizione, quanto costava, eccetera. La stessa pubblicità la troviamo qualche mese dopo a Bologna, di questo signore. Quindi potrebbe essere lui, sì, ma potrebbe essere anche qualcun altro che non conosciamo. Al centro invece vediamo i due daguerrotipi che ho portato anche qua, sono i conti Tommasini Barbarossa, i parenti dei quali poi acquisteranno Palazzo Boilla a Cagliari.
Chi è che ha fatto le prime foto dei costumi sardi in Sardegna? Si contendono nel primato 3 studi fotografici. Il primo che vediamo è Eugenio Arui, figlio del notissimo pittore Raffaele Arui, noto in campo etnografico per i suoi quadri di costumi sardi, dipinti e acquarelli, che aveva per primo stabilito una tipografia privata a Cagliari, e anche lui insegnava le tecniche fotografiche del daguerrotipo. Il figlio Eugenio, dopo la morte di Raffaele nel 1857, prende le redini dello studio giovanissimo, appena 18enne, e attorno al 1860-65 realizza una serie di costumi sardi, di cui 2 che vedete qua sono della mia collezione, una ragazza ogliastrina e un uomo di San Vito. L'uomo di San Vito lo troviamo anche in coppia, perché questi non sono daguerrotipi, ma sono già una tecnica più evoluta che permetteva di fare coppie, quindi avere un negativo che poteva essere riproducibile. Quindi la troviamo nel Museo di Storia Naturale di Firenze. La stessa immagine viene usata nel 1878 da Giorgio Ansaldi, chiamato Dalsani, che realizza 43 litografie a colori per il periodico Cagliaritano nel buon umore. Come potete notare, la foto è specchiata. Ma veramente, guardate bene, la verità no, le armi no. Quindi è semplicemente l'autore della litografia che ha deciso, per gusti estetici, semplicemente di girare l'immagine, ma tenendo anche, ad esempio, anche la bottoniera rimane giusta. Però di fatto è assolutamente tratta da questa fotografia. Doveva fare questo progetto per realizzare tutti i paesi della Sardegna, poi alla 43esima litografia il giornale fallisce, e fallisce anche il proseguo delle litografie. Sempre immagini di Eugenio Arui, questo è un piccolo album. Gli album vengono ideati attorno alla fine del 1860 come una raccolta di figurine, pensiamo, dove all'epoca già era disponibile farsi le fotografie perché erano già scese di prezzo, quindi uno si faceva una decina di foto tutte uguali, quando andava a trovare gli amici gli regalava la foto e queste le mettevano in un album. Poi diventa album di famiglia solo in seguito, dopo il 1870, perché non è che si facevano foto a un fine, uno se ne faceva un paio di foto, quindi non serviva l'album fondamentalmente. Questo invece è un album con una raccolta di costumi sardi trovata negli anni 50 da Pietro Leo a Roma. La fortuna in questo caso è che queste foto le avevamo in quel libro del Maccioni che vi ho parlato, ma erano di qualità pessima, e grazie a un gruppo che abbiamo fatto di Facebook sull'abbigliamento e il ballo tradizionale, i discendenti di Pietro Leo ci hanno regalato le foto di questo album con una nitidezza migliore, e vedremo in tutta la sua bellezza. Nel mentre che faccio questo discorso, ogni tanto vi farò vedere qualche piccola particolarità che ci permetterà poi di capire come poter adattare le immagini. In questo caso, ma lo vediamo meglio qua, vediamo l'ampiezza delle gonne. Notate la donna? È una donna campana enorme. Questo deriva dalla moda delle crinoline inglesi e francesi della metà dell'Ottocento. Questa moda viene assimilata e viene fatta propria e viene inserita nell'abbigliamento tradizionale, magari non con la crinolina, ma con tante sottogonne inamidate. Quello che oggi ad esempio fa vedere l'Associazione Culturale Sant'Andrea di Gonnese, che ha tante gonne inamidate, per far capire che all'epoca ci si vestiva così e non con una gonna dritta, stretta e piccola. Okay? Quindi dobbiamo anche capire che ogni periodo ha la sua moda e il suo utilizzo dell'abbigliamento. Altra cosa, i colori, colorati a mano. Qual è il colore corretto? Queste righe verdine, marroncine o questo color pastello azzurro? Non lo sapremo mai. Sono coerenti tutte e due, quindi tutte e due potrebbero assolutamente essere possibili, ma non sapremo mai in realtà qual era il colore di questo abito.
Altro fotografo che si contende il primato è Agostino Lei Rodriguez, uno dei più famosi fotografi sardi. Qua vediamo il suo studio del 1870 all'angolo tra Piazza Iene e Corso Vittorio Emanuele a Cagliari. Vedete questa grande sala vetrata, all'epoca non c'era l'energia elettrica in casa e quindi serviva che la luce entrasse in uno studio fotografico. E qua vediamo due delle foto abbastanza rovinate, ma le abbiamo salvate sia io nella mia piccola di Oscar. Qua vediamo ad esempio una donna di San Veromilis con un abbigliamento che oggi a San Veromilis non si usa più. Quindi queste foto sono utili anche per capire come ci si vestiva prima di quello che abbiamo sempre conosciuto. Anche lui realizza una serie di fotografie colorate a mano e qua vediamo sempre questo modello. Sempre lui, due foto bellissime, una donna di Cagliari e una donna di Pirri. Anche qui vedete la donna molto ampia, sempre utili per queste cose. L'utilità è vedere anche come veniva portato l'abito, l'abbigliamento. Se uno è un po' attento, riconosce anche se la persona vestiva quotidianamente l'abito tradizionale o lo vestiva per l'occasione. Vi farò vedere qualche esempio dopo. Nel 1881 intraprende un progetto editoriale da Rodriguez con una pubblicazione di altissima qualità che fa stampare a Parigi. L'album è Vedute ai costumi sardi, ossia una Sardegna illustrata. Qua vediamo una sua fotografia dipinta ad olio, chiamata appunto oleografia, vedete la bellezza di questa immagine. Progetto che fallisce perché i costi erano altissimi, i costi di produzione, quindi anche i costi di vendita erano alti e nessuno la comprava. L'ultimo studio fotografico che si contende il primato, stiamo sempre parlando del 1860-65, sono padre e figlia, quindi abbiamo anche una donna come tra i primi fotografi in Sardegna, Jean e Anna Mailand, francesi, che si stabiliscono a Sassari in piazza Azzurri. Anche qui abbiamo un po' di foto della mia collezione. Di alcune conosciamo la località, come ad esempio questa è di Osilo, questa è dell'Oceano, ma di altre come queste non sappiamo la località, non la sapremo mai perché è un abito arcaico. Oggi non si vestono, sappiamo che è un abito logudorese dalla Foggia, ma non sappiamo esattamente il paese. A meno che le ricerche future non ci diranno qualcos'altro, quindi riusciremo ad associare questi abbigliamenti a un paese specifico. Una stessa fotografia che io nella mia collezione la troviamo a Barcellona, nell'archivio del Fondo Goethe, l'archivio fotografico di Barcellona, in questo caso non colorata. Proseguiamo, adesso farò una panoramica dei fotografi principali, non tutti perché sono tantini i fotografi che lavorano prima del 1970, quindi dovremmo stare qua una settimana. Facciamo semplicemente vedere alcuni esempi. Giuseppe Luigi Cocco, allievo di Agostino Lei Rodriguez, forse il più artista tra tutti i fotografi, ma che ebbe poca fortuna. Dico il più artista perché utilizzava diverse fonti di luce per dare più profondità e volume alle persone ritratte. Lo vediamo in un suo autoritratto. Quello che vorrei farvi vedere è che ogni tanto vedete queste cartine con la localizzazione degli studi fotografici. Praticamente il 99% degli studi fotografici si trovavano tra il largo Carlo Felice, il Corso Vittorio Emanuele, Via Manno e Piazza Iene, cioè il centro commerciale di Cagliari dell'epoca. La gente si concentrava lì. E dove mi stabilivo il mio studio fotografico? Dove passava la gente. E neanche lì c'era già queste operazioni di marketing anti-elitari. Questa purtroppo non è della mia collezione, ma l'ho messa perché è una delle pochissime fotografie di un cagliaritano in costume fuori da uno studio fotografico. Qua vediamo un Carradori, questo è il largo Carlo Felice, prima che demolissero le mura spagnole nella Marina. Qua se notate un pochino si vede la statua di Carlo Felice, questa è la chiesa di Santa Chiara. E dentro, in mezzo al largo Carlo Felice c'erano le botteghe, infatti si chiamava Piazza Mercato all'epoca. Dopo il 1874 non sappiamo quali siano
cosa fa Giuseppe Luigi Cocco? Probabilmente va a Perugia, si porta dietro qualche lastra fotografica, qualche negativo, e un fotografo di Perugia utilizza una sua foto di Domus Novas per realizzare questa fotografia. Tra l'altro esiste anche una cartolina con scritto Doni di Perugia, ma noi sappiamo benissimo che queste due ragazze sono di Domus Novas. Esiste anche un'altra cartolina, un'altra fotografia con una di queste ragazze del singolo. Il Cocco nel 1870 collabora con Raffaele Eloi, fratellastro di Agostino Lei Rodriguez, e qui c'è una storia un po' di beautiful, diciamo. Praticamente dopo 3 anni Raffaele Eloi con uno stratagemma manda via Giuseppe Luigi Cocco e rimane da solo nello studio fotografico. E questa storia viene trasmessa nell'Unione Sarda, dove Cocco scrive che è stato mandato via, quindi non assicurerà più la qualità di quelle fotografie, mentre Raffaele Eloi scrive che la qualità è aumentata. In seguito Raffaele Eloi si stabilisce anche in Iglesias. Infatti, come possiamo vedere sui retri delle fotografie, qua vediamo fotografia sarda, il nome del laboratorio, via del Condotto, che era via Angioia a Cagliari, dove passa Sant'Efisio prima di andare nell'Argo Carlo Felice, e in seguito scriverà proprio Raffaele Eloi, escludendo assolutamente Giuseppe Luigi Cocco. Anche questa è una foto, una delle ultime arrivate nella mia collezione, importantissima perché è una foglia vestimentaria che è della metà dell'Ottocento, che conferma gli acquerelli che abbiamo. Altre foto dello studio, ecco quello che vi stavo dicendo prima, vedete che scrive proprio Raffaele Eloi nel retro. I retri sono molto importanti perché ci danno tante informazioni utili per ricostruire la storia dello studio fotografico. A Nuoro invece abbiamo le prime foto a partire dal 1870 con Giuseppe Camendanietto. Qui ad esempio abbiamo delle foglie come questa con un copricapo che oggi praticamente non vediamo a Nuoro. A Oristano Achille Parnici, che tra l'altro io lo dico, stanno facendo una raccolta di foto di Achille Parnici per costituire un catalogo a Oristano, quindi se qualcuno avesse qualche foto la scannerizzano e ve la rendo. Qua della mia collezione, una ragazza di Busacchi, le cartoline, poi delle cartoline parleremo dopo. 1880 Raffaello Canzani. Qua vi faccio vedere che nei quotidiani dell'epoca si mettevano anche le pubblicità. Vedete Raffaello Canzani premiato alla prima esposizione italiana di fotografia del 1887. Quindi anche questi ci danno tante informazioni sulla vita dello studio fotografico, la vita lavorativa. E qui foto di Raffaello Canzani, un altro esempio di un paese sconosciuto, queste due foto della mia collezione. Probabilmente questa è del Medio Campidano, zona di San Luri, ma non sapremo mai il paese esatto anche qua. Così per questo signore che ha un abbigliamento di fine 800-1900 molto comune all'epoca in più paesi della Sardegna. Oppure ci fanno vedere abiti di transizione, come questa donna lì, quindi che utilizza lo scialle ma con un abito alla moda. Questa pubblicità mi fa sorridere perché penso che sia un'autopubblicità dove si loda per far attirare più la clientela. Infatti dice che ha una splendida carracota di fotografie, finezza realmente degna di lode, elegantissimi lui cartoncini bianchi, quindi venite a fare le foto da me. Altri fotografi che lavorano anche Iglesias, Alfredo Pellegrini, Luigi Valentini che era francese, e avevano lo studio nella quale via Sardegna, a Cagliari, dietro via Roma. Anche qui abbiamo tante informazioni sullo studio fotografico. Cercasi impiegato adatto esclusivamente per il tiraggio, cioè per una fase della lavorazione delle fotografie. Un'altra foto della collezione di Oscar, grazie, me la regala. In questa c'è una curiosità, questi sono due bambini, Otibirio di Monserrato, lo sappiamo per il vestito della bambina che ha un fardalino, con
con un broccato che noi sappiamo che è verde, ma all'epoca anche altri paesi avevano questa tipologia di abito che è stata dismessa, come sappiamo di Serafio, sappiamo di Settimo. La curiosità è che sul retro ci sono le misure per confezionare la camicia e i pantaloni bianchi. E veniamo a quello più importante tra i fotografi che hanno agito in Sardegna, Evaristo Mauri, lombardo. 2 fratelli lavorano a Napoli, Achille e Eufrasio. Lui invece scende in Sardegna prima del 1880 per fotografare le miniere di Bugerru della famiglia del suo amico Amedeo Modigliani. Trova moglie Iglesias, apre lo studio fotografico Iglesias nel 1880 e l'anno dopo lo apre a Cagliari in corso Vittorio Emanuele, stranamente in corso Vittorio Emanuele, sempre la via commerciale principale. Qua vediamo il suo studio fotografico del 1901 che era quello delle Rodriguez che vi ho fatto vedere prima, tra Piazza Iemme e corso Vittorio Emanuele. Una foto fatta in Iglesias, bellissima, questa purtroppo non è mia, ma siamo in fase di acquisizione, vediamo. Qua invece vi faccio vedere una differenza di tecnica. Questi sono dei calotipi con delle albumine. L'albumina è una sostanza che veniva utilizzata per poter stendere la soluzione di sale d'argento che veniva impressionata dalla luce e quindi dalla fotografia. Si chiama albumina perché era una sostanza che era presente anche nell'albume d'uovo, un po' appiccicosa. Ma come vedete la resa non è buonissima, è poco nitida, quasi eterea. Questa utilizza un sale d'argento diverso, invece dà una nitidezza assolutamente migliore, una leggibilità assolutamente perfetta. Questo è un esempio di persona che non vestiva l'abito tradizionale quotidianamente. Lo si evince dal fatto che la camicia gli sta larghissima, sembra che non abbia la mano, talmente lunga, ma ce l'ha la mano, l'abbiamo constatato. Non si sarebbe mai fatto la foto col corpetto aperto. Quindi è sicuramente una foto fatta dal fotografo perché gli piaceva fare una foto col costume. Okay? Quello che interessa a noi però è il costume, che è assolutamente Campidano, Cagliari. Perché è importante Evaristo Mauri? Qui siamo ancora in fase di conferma, quindi prendiamo quello che vi sto dicendo come ipotesi. Probabilmente è il primo che fa le cartoline illustrate in Sardegna. A mio parere stiamo parlando attorno al 1896, ma questo è ancora da definire. Perché? Perché le prime cartoline le fa stampare presso una famosissima tipografia tedesca di Dresda, la Stengel & Co., che poi avrà una succursale anche a Berlino in seguito, attiva dal 1885 e sfornava 5.000 cartoline al giorno. E lo vediamo scritto qua, Stengel & Co., Dresden, Berlino. Successivamente Evaristo Mauri compra un macchinario che permette di farle a Cagliari. Un macchinario che le fa tramite fotocolografia e ce lo scrive, fotocolografia Evaristo Mauri Cagliari. Ancora dopo, editore Evaristo Mauri e proprietà artistica riservata a Evaristo Mauri, perché mette il diritto d'autore nella sua immagine, perché prima di una certa data qualsiasi immagine veniva presa dalle varie tipografie e ognuna faceva la sua cartolina, sempre con lo stesso soggetto. Da questo momento in poi, stop, e dopo mi paghi. Qua vediamo degli originali della mia collezione e le relative cartoline. Enrico Costa, in questa bellissima pubblicazione dell'album dei costumi sardi, prende una fotografia di Evaristo Mauri per realizzare questa cronolotografia, ma come potete vedere la donna in piedi gli viene cambiato l'abito. Da abito giornaliero da lavoro gli mettono un abito di gala. La cosa interessante di questa foto, come possiamo vedere, è la gonna in panno che a Iglesias non usano più, giusto? Pochissimo, mentre la troviamo soltanto io. Vero?
Io chiedo conferma a Oscar che ne sa più di me di l'abbinamento. Sempre Evaristo Mauro e le sue fotografie vengono utilizzate anche da un viaggiatore francese, Gaston Bruyère, che viene in Sardegna nel 1890 e realizza delle litografie, anche qui, dalle foto di Evaristo Mauro. Qua vediamo due esempi. Prima la pubblica puntata in un periodico francese, Le Tour du Monde, e poi nel 1893 realizza la pubblicazione Le isole dimenticate, Baleari, Corsica e Sardegna. Quindi anche qui abbiamo sono circa 70, la maggior parte delle quali vengono utilizzate le foto di Mauri per fare le litografie. E qua veniamo a una foto problematica. Qua in basso vediamo il timbro a secco Evaristo Mauri in Cagliari. Evaristo Mauri muore nel 1907. Questa foto non può essere fatta prima del 1903 perché è fatta al Bastione di Cagliari che viene inaugurato in quell'anno. Ma quello che vediamo non è del 1903, è sicuramente una quindicina d'anni dopo. Questo lo deduciamo dalle acconciature dei capelli, da molte persone che non vestono l'abito quotidianamente. Tra queste vediamo qua una panatara di Cagliari, che l'ho ingrandita qua, che porta sull'Anzu. È l'unica iconografia che abbiamo di una panatara che indossa questo gioiello, che a Cagliari non si portava. Neanche un mese fa troviamo quest'altra foto, che è la stessa persona, con scritto bisnonna 1903, nome e cognome. Io vado a cercare il nome e cognome nel sito del cimitero di Cagliari, che ha tutti i nomi, non c'è. O se c'è, non ha quell'età, ma è successiva, quindi mi sta confermando che questa foto non è di quell'età e mi sta confermando che questa donna ha vestito solo per l'occasione. Ok, quindi è da tener conto per fare una ricostruzione l'utilizzo di quel gioiello per Cagliari? No, per adesso, perché nulla ci dice che magari in seguito potremo avere delle conferme o delle smentite. Abbiamo anche la foto della Seragina, sì, che lì al centro abbiamo l'altra staccata come quella. Esatto, però per ora non possiamo dare la certezza che si poteva usare quel gioiello, assolutamente no. È una X che solo con un'eventuale ricerca più approfondita potremo chiarire. Questa foto, a mio parere, è degli anni 20 e non è di Evaristo Mauri, ma di colui che acquisì lo studio, si è trovato i cartoncini e li ha continuato a utilizzare. Anche qua stiamo sempre parlando come ipotesi, attenzione, non è una certezza, è sempre da verificare. Curiosità, qua abbiamo il provino fotografico e la relativa cartolina fatta con della tipografia Dessì, più estesa sortimento di cartoline illustrate dalla Sardegna, anche perché lui le fregava i fotografi faceva le cartoline. Questa è una foto di Evaristo Mauri, costume di toaglie, e questa è la realtà cartolina. Poi qua, dopo quando vi avvicinate, ne ho un'altra di provino fotografico dove ci sono proprio le linee per il taglio per la cartolina. La certezza che abbiamo per le cartoline è data dalla tipografia della Valdesi, che le produce a partire dal novembre del 1898. Questo lo sappiamo perché c'è una pubblicità che ce lo scrive. Vasto assortimento di cartoline illustrate. Sassari Antonio Zonini, un altro importante in questo caso per il Nord Sardegna, e qua con la gazzetta ufficiale dove c'è indicato tutte le cartoline, tutte le immagini che hanno il diritto d'autore di Zonini, e queste sono le cartoline riferite a questo elenco. In questo caso sappiamo anche la data di produzione della cartolina, ottobre 1902, eccetera. Di una che non c'è qua abbiamo anche il nome il cognome di una donna che è stata ritratta nella cartolina di Vitti. Di Zonini scrive un giornale nel 1904 che nel suo studio fotografico possedeva 600.000 cartoline di paesi, vedute, monumenti e costumi sardi. 600.000. Nasce all'epoca questa mania di raccolta come le figurine, quindi in tutto il mondo si collezionano cartoline. La Sardegna fa parte di questa collezione. Io ho recuperato cartoline da tutto il mondo, dalla Nuova Zelanda, dall'Australia, dalla Russia, dal Canada, tutte le parti del mondo. Poi questa mania di collezione comincia
a svanire attorno agli anni 30. Non la tua. No, la mia è appena iniziata. Sono arrivato a 700 circa. Allora, Alfredo Nissi, un altro autore interessante, in particolarità, qua vediamo il suo studio fotografico all'angolo con l'ingresso di Via Manna a Cagliari, Piazza Iene, Nissi, premiata fotografia al terzo piano di Piazza Iene 2014. Questa è Piazza Iene, lo studio era qua, questo è il palazzo. E qua anche questa ragazza non vestiva quotidianamente l'abito tradizionale, era una ragazza della zona di Pula. Altre foto di Nissi, anche qui esteso assortimento di costumi sardi, vedute, fotografie al platino, eccetera, eccetera. Andiamo un po' più veloci, facciamo una carrellata di altri fotografi sempre importanti. A Sassari, Gavino Camuffada, Antonio Gavino Mannu, a Cagliari Battista Sanna, una signora cagliaritana, una fanattana di stile Zera. Anche qui abbiamo una cartolina con il suo studio fotografico all'ingresso di Via Garibaldi e Piazza Costituzione, vedete Sanna qua, erano sempre gli ultimi piani, sempre il motivo che non avevano energia elettrica all'epoca e quindi avevano bisogno di molta luce. Sebastiano Guida a Nuoro, il più importante sicuramente di questa zona è Ernesto Pizzetti. Stavo parlando prima, però chi non ha una foto in casa di Pizzetti? Tutti, ce l'ho anche io a casa che sono di Cagliari. Foto anche qui bellissime, sono ragazza di Cabras, qui una bambina vestita un po' così, probabilmente carnevale, sì. Vittorio Alinari, importantissimo, che fa 2 viaggi in Sardegna e poi nel 1915 realizza la pubblicazione inserendo tante immagini, soprattutto delle crocifisse, quando vediamo alcune della dittatoriale della mia collezione. Le stesse immagini nel 1916 vengono utilizzate per un bellissimo reportage del National Geographic, che ha anche questo in collezione, anche i prossimi. Qua vediamo Italo Diana che fa finta di suonare le Leonidas, che ce li ha al contrario. La coppia dovrebbe essere nell'altra mano. Poi in seguito le sa suonare, ma in questo momento gli è stato detto che mettete le Leonidas in mano che devo farvi la foto. E qua chi conosce un po' le cose riesce a capire questi particolari che uno magari non nota. Altre immagini spettacolari, mi pare. Questa non è il Far West, è la saga di Santa Greca del Cimo. Però un po' gli assomiglia, è bellissima, però è una delle foto più belle perché te la fa proprio vivere questa immagine. Ma ce n'è un'altra ancora più bella dopo, adesso ve la faccio vedere. È un maialetto in cottura. Sempre Santa Greca. Per me è un must. Qui siamo nel 1923 con Guido Costa e Pim Fanana che colora le sue foto un po' così. Infatti vediamo questi colori un po' improbabili. Sempre fare attenzione alle foto d'epoca colorate a mano, perché molto spesso i colori sono falsi. Sì, è maialetto qua. È quello che hanno fatto dopo. Ultimo reportage interessante del 1926 di Luigi Pellerano, che era un militare cagliaritano che si è appassionato di fotografia, era amico dei fratelli Lumière, coloro che hanno inventato il cinema, ma coloro che hanno anche brevettato la prima fotografia a colori. Lui utilizza questa tecnica fotografica alla perfezione e ci fa un bel manuale della Oakley, l'autocromista e la pratica elementare della fotografia a colori. Queste foto sono foto fatte direttamente a colori e sono del 1909-1910. Quindi quello che vediamo sono i colori autentici. Questo che vedete che sembra
un turco, uno zin, è assolutamente un capitanese. Se vediamo poi nei dettagli, ha semplicemente il borsellino, slipper, cuoio, non in orbace, ha un vedi, gli manca il copricapo, che è sicuramente un sombrero, e quindi lo vediamo con questo fazzoletto, non so cos'è, ma questo è sardo, è sardissimo, è capitanese. Così come vediamo Pirri, Cagliari, Moiena, un altro capitanese, e poi due Domus Novas e una donna di Oslo. Veniamo a Sant'Antioco. Questa è l'unica foto che ho trovato del signor Giuseppe Pinaviana, che aveva lo studio in corso Vittorio Emanuele 22 a Sant'Antioco. Voi la potete vedere qua in vicinale esposta. E anche qua c'è il signor Italo Diana proprio nel mezzo. Sempre da tutte le parti. Sì, e anche un bellissimo serenino che c'è ancora, sì. E in questo caso la foto originale è questa, vedete che è un po' nitida qua, grazie a Photoshop l'abbiamo resa un po' più leggibile. Tutto quello che vi ho detto va a riassumersi in a cosa serve questa ricerca, come fare questa ricerca. Logicamente se abbiamo una foto di cui conosciamo la persona siamo più facilitati, ma se non conosciamo quella persona abbiamo bisogno di altre informazioni, come ad esempio la vita lavorativa dello studio fotografico. Queste le possiamo reperire negli archivi, nelle biblioteche. Negli archivi troviamo i quotidiani dell'epoca che ci danno le pubblicità degli studi fotografici, le guide cittadine della fine dell'Ottocento, la guida di Cagliari ad esempio aveva i vari esercizi commerciali principali, tra cui i fotografi, gli annuari del regno. Il retto del fronte delle fotografie ci dicono tantissimo. Se vincevano un premio in qualche mostra lo scrivevano, quindi sappiamo che quella foto non può essere fatta prima di quella data. Ok? Questi sono esempi. Le pubblicazioni, questo è il libro che vi ho detto prima di Olivero Maccioni, che è anche immagini, ma le immagini, eventuali conferenze fatte sul fotografo, come quella di Pizzetti, che è stata fatta diversi anni fa. Le tecniche fotografiche ci dicono un inizio di avvio di quella tecnica e una fine, quindi sappiamo che il daguerrotipo, la prima tecnica fotografica, non viene più utilizzata attorno al 1870, quindi se vediamo un daguerrotipo sappiamo che non può essere oltre quella data. Così i supporti fotografici, i cartoncini, all'inizio sono molto leggeri, poche scritte, più si va avanti col tempo, più diventano grossi e resistenti e più ci si scrive sopra, ma anche il tipo di scritta, di lettera, questo è uno stile Liberty, quindi sappiamo che non può essere del 1900 ma 15 anni dopo. E veniamo a degli esempi. Conosciamo la persona? Sì che la conosciamo. Questo signore è il canonico Giovanni Spano, famosissimo perché all'epoca esisteva solo lui in Sardegna, praticamente direttore del Museo Archeologico di Cagliari, direttore dell'università, ha scritto tante traduzioni, tanti dizionari di sardo-italiano, traduzioni dal greco, dal latino. Questa è una delle 3 foto conosciute del canonico Giovanni Spano che ho recuperato. Quando l'ho presa non sapevo neanche che era lui, poi l'ho guardato e ho detto ma io questo lo conosco. Dietro c'è scritto Spano, poi guardo e non è canonico assolutamente. Ma chi è l'altra persona ritratta? Canonico, Manunta, Manurrita, boh. C'è un gruppo su Facebook sulla fotografia d'epoca e io ho messo questa foto per cercare qualche informazione in più e mi scrive una persona che mi manda questa fotografia. Questo è il mio parente, il canonico Manurrita. Fatto questo, quest'altro. E guardo, e io mentre leggevo queste cose dicevo, ci sono cose che non tornano. Non è il Manurrita, deve essere qualcun altro. Invece questo asseriva, no, è assolutamente il mio parente. Andiamo a cercare. Ho trovato il necrologio che il canonico Spano fa del canonico Manunta. E all'inizio del necrologio c'era questa fotografia. E scrive addirittura
quando nello scorso anno lo condussi con preghiera per farsi prendere il ritratto, che è quello stesso che si vede in fronte a questo spirito. La persona è la stessa, la posa è la stessa, il canonico Giovanni Spano si è fatto la foto col suo amico dopo. Quindi se questo signore, nato nel 1776, muore nel 1867, se la foto è fatta l'anno prima, la foto è del 1866. Non c'è scambio. E questo non è il canonico Manurrita, ma il canonico Manunta. Quindi abbiamo sciolto ogni dubbio. Quindi questo è un caso fortunatissimo, perché di questa foto conosciamo la data esatta. Vediamo un caso sfortunato. Questa è una foto di Giugico, che abbiamo visto prima. È un signore campidanese di cui non conosciamo né il nome né il cognome. Non ha nessun elemento che caratterizza l'abbigliamento, è sicuramente del Campidano di Cagliari, dell'Interland di Cagliari, ma di che anno può essere? 1860? Sì, può essere, ma può essere anche degli anni 10 del Novecento. Quindi abbiamo 50 anni di range, sono tantissimi. Qua ci aiuta la vita del fotografo, che è Giuseppe Luigi Cocco, troviamo qua, attivo dal 1866. Ma quello che ci interessa di più è il retro, via Manno numero 2. Giuseppe Luigi Cocco apre lo studio in via Manno numero 2, finanziato dal barone Rossi, nel 1874. Per un brevissimo periodo, nel 1875, va a Sassari, torna e chiude definitivamente l'attività nel 1878. Quindi questa foto non può essere fatta che in quei 4 anni. Quindi da 50 anni di range che avevamo di possibilità, riduciamo l'arco temporale a soli 4 anni. Ecco l'utilità di questa ricerca, che mi dice che quest'uomo tra il 1874 e il 1878 vestiva così. È vero che l'abito non è fatto per l'occasione, quindi potrebbe essere 10 anni prima, ma questa è una conferma che in quell'anno vestiva, in quegli anni vestiva così. E quindi se io voglio fare una riproduzione di quell'epoca, devo attenere a questa riproduzione, a quello che vedo. Stesso discorso vale per le cartoline. In questo caso possiamo avere due date diverse, una della produzione della cartolina grazie al timbro, che ha una data di emissione certa, il timbro, che ha una data di inizio e di fine di utilizzo, ma in questo caso questa cartolina è una cartolina di Evaristo Mauri, proprietà artistica riservata a Evaristo Mauri. E quello che ci dà l'indicazione più importante, non della produzione della cartolina che è nei primi del Novecento, ma dell'immagine che viene riprodotta nella cartolina, è questo signore che suona le lamendas, perché questo signore lo troviamo in quelle litografie di quel viaggiatore francese, Gaston Vuillier, che viene nel 1890 in Sardegna. Quindi questa foto non può essere fatta oltre il 1800, prima di quella data, o comunque abbiamo una data certa. E comunque non prima del Mauri che era in Sardegna, quindi non può essere fatta prima del 1880. Vediamo casi particolari. Anche qua anche in passato c'erano i fotomontaggi. Vediamo questo signore Selargino, una ragazza Selargina. Queste due foto, due immagini vengono messe in un'unica cartolina, ma se guardate la foto, la faccia della ragazza che ha una smorfia, quindi probabilmente non piaceva, la mamma è bruttina, cambiamo la foto, prendiamo la foto di una panata radicale e gliela mettiamo sopra. Vedete la faccia sotto? È la stessa e non è questa qua. Per cosa? Per vendere la cartolina, perché una foto con una cartolina con questa faccia non l'avrebbe comprata nessuno. Non è che siamo un po' meglio, però almeno non è bronzo, dai. Altra particolarità, queste sono due provini della tipografia DC, probabilmente di Evaristo Mauri, ma non abbiamo la certezza qua. Queste foto potrebbero essere utili per una ricerca dell'abbigliamento tradizionale di quel paese. Vediamo. Il primo, abito di Sennori. È coerente con l'abbigliamento di Sennori del 1880-1890? Sì. Questa foto può essere utilizzata
come raccolta per la ricerca dell'abito di Selby, anche se la persona non vestiva quotidianamente l'abito, lo vediamo perché gli sta grande 3 volte. All'epoca gli abiti erano aderenti, erano su misura, quindi quando vediamo anche Sant'Efisio, gruppi con cose giganti che li penzolano, no, assolutamente, non era così. L'abito era il mio e doveva starmi bene. Ok? Una volta chiese un ragazzo del Desuro, ma perché c'hai il corpetto che ti sta alla sua praticamente? Perché sei grasso così mi sta bene. Ne fai un altro. Vabbè. Seconda foto, stesso personaggio, gli togliamo il corpetto di Senori e gli mettiamo quello di Oliena. Tutto il resto rimane di Senori. Camicia che non è di Oliena, cintura che non è di Oliena, gonnellino che non è di Oliena, se lo sappiamo perché conosciamo questi capi di abbigliamento. Questa è utile per un'eventuale raccolta per l'abito di Oliena? No, questo è un minestrone. Se non per il zippone, cioè il copricapo del SSVD, che fanno parte di quell'abbigliamento, quindi potremmo tenere solo questi 2 elementi come utilizzabili. La stessa poi fotografia viene fatta a cartolina con scritto Argosolo, che io non una politica. Sono tantissime le cartoline di commissari d'epoca con le scritte sbagliate. Quindi dobbiamo sempre fare attenzione a quello che vediamo. Quello che vediamo potrebbe non essere la realtà. C'è bisogno di un'analisi assolutamente accurata e attenta e bisogna rivedere la foto più volte, perché molto spesso ci accorgiamo qualche anno dopo che c'è qualche dettaglio che c'era sfuggito ed è magari un dettaglio importante, come ad esempio l'allaccio dell'aggancella nel Serenico dell'uomo, che noi pensavamo che fosse girato, e invece era il contrario. E le foto ce lo dicevano, perché non lo guardavamo. Con questo ho finito e vi ringrazio. Poi per vedere le immagini vi chiedo semplicemente molta attenzione perché alcune cose sono delicatissime. Se avete bisogno di qualche delucidazione, qualche domanda, così è lo dove confluiscono tutte queste informazioni, queste ricerche, queste norme? Dove vi conoscete tutti? Allora, succede questo, che siamo tanti amici, tante persone che ci conosciamo da un po' di tempo, che abbiamo questo obiettivo, quello di condividere le informazioni. Perché è inutile che io faccia una ricerca e me la tenga chiusa in un cassetto, non serve a niente, è solo tempo sprecato. Se io faccio questa ricerca è perché tutti ne devono vedere, perché tutti la possano utilizzare. Quindi spesso mi stanno chiamando, mi mandano una foto di qualche gruppo foto, Cristiano, abbiamo questa foto, me la sai datare, mi sai dare qualche informazione? Certo, questa è l'informazione che ti so dare, la do volentieri, perché è un arricchimento per tutti e due, un arricchimento culturale. Cosa me ne faccio io di un Oscar che fa una ricerca e non me la condivide? Niente, te la tieni tu, rimane così. Invece è giusto che queste cose vengano assolutamente condivise e fatte conoscere. Ecco perché io do sempre la disponibilità quando mi chiamano, anche in questa occasione. Vieni a parlare, certo, perché mi fa piacere. Questo tra di voi, ma per mettere a disposizione del pubblico qualche editore. L'idea è di fare una pubblicazione assolutamente, non è ancora il momento giusto per me perché non ho ancora quella quantità di cose interessanti tali da fare una pubblicazione. Però quando c'è la possibilità, ma possono anche chiamarmi, oh, mi interessa, hai questo paese, assolutamente, la disponibilità è mandarti la digitalizzazione o seppur puoi venire a casa a vederla. Non c'è problema, assolutamente. E poi mi incuriosisce la ricerca delle fotografie. Quella... Le comprate? Sì, assolutamente. Purtroppo... Perché siamo entrati e ho detto... Sì, allora molto spesso dobbiamo ringraziare eBay perché
qualche collezionista si libera di qualcosa. Ci sono aste. Assolutamente. Nei mercatini. Il mercatino dell'antiquariato di Piazza del Carmine a Cagliari, ogni tanto, ad esempio, questo provino per fare la cartolina l'ho recuperato in Piazza del Carmine. Vedete che è il segno per il taglio per la cartolina, questo l'ho recuperato lì. Ma ad esempio tramite eBay l'ho recuperato dalla Romania, da tantissimi posti. In Sardegna ne hanno. Molto spesso riesco a recuperare album fotografici o qualche foto, ma ad esempio questa che vi ho fatto vedere prima per la foggia vestimentaria della metà dell'Ottocento, questa l'ho recuperata dalla Svizzera perché sempre in quel famoso gruppo di foto d'epoca è stata postata questa foto dal collezionista svizzero. E io gli ho scritto in privato, se mai dovesse vendere la mia Visi. Lì c'è stato un bel... No, non neanche una trattativa. Mi ha detto, guarda, io colleziono foto della zona di Milano, Venezia, e se hai qualcosa fammi vedere, perché non le vendo, al massimo faccio scambio. Io ho procurato qualcosa che avevo, ho detto, guarda, questa foto ha il pregio di avere nome, cognome, eccetera, quindi vale tanto, però capisco il tuo interesse, quindi te la do volentieri. Poi io gli ho comunque dato quelle foto che gli avevo trovato, gli ho detto nel caso trovassi qualcosa di interessante gliela manderò, e così farò. Ma lui ha capito l'importanza di questa foto perché ho scritto che aveva quell'importanza a livello etnografico. Un'altra foto di un altro abito sardo non avrebbe avuto la mia stessa interessamento, quindi avrei detto bella, ok? Quindi in questo caso c'è stata proprio una comunicazione con questo grande collezionista, perché poi ho capito che era una persona anche importante. In altri casi, come la foto che avete visto del canonico Spano, l'ho trovata al mercatino Oristano a 2 euro. È una foto che ne vale 1000 forse, per l'importanza della persona ritratta e per la rarità della foto della persona ritratta. Poi il valore si stabilisce anche dall'interesse per chi ha quella foto. Io sono disposto a pagare centinaia di euro per una foto che un altro non pagherebbe neanche 2 euro. Ok? Anche lì vai sempre alla ricerca, io vi dico prima di andare a letto, a dormire un paio d'ore dopo cena, a controllare, a verificare se trovo qualcosa di interessante. A volte riesco a prenderla, a volte non riesco neanche a prenderla perché c'è qualcun altro interessato quanto me che la prende o prima o fa un'offerta che a mio giudizio non è congrua e la lascio andare, pazienza. Poi ripeto, ci sono anche i periodi fortunati e periodi che non si trova niente. Vedete, in questo periodo non sto trovando niente. Sono stati periodi che ho trovato anche troppo. Quelle foto che avete visto dei francesi che hanno lavorato a Sassari, quelle le ho pagate una cifra astronomica, ma valevano quella cifra astronomica perché sono, ripeto, tra le prime foto di costumi sacri fatte in Sardegna e quelle hanno quel prezzo che non avrei pagato peraltro, assolutamente. Ma ci sta anche a fare quel prezzo se hai in quel momento la disponibilità economica. Oggi non le avrei potute comprare io quelle foto, quindi sta anche in quella fortuna. Me lo posso permettere, lo faccio, non me lo posso permettere, purtroppo rimarranno lì. Ad esempio, di quelle foto che sono 14 erano in vendita solo 2. Io le ho prese 2, 60 euro l'una. Ci sta. Mi scrivo in privato, avevo anche questo, e me ne dà altre 4. Poi me ne manda altre 8, 14. Cavolo. Ho fatto, me lo posso permettere? Sì, al momento me lo potevo permettere, gli ho detto, mi vengo un po' incontro tra francese e italiano, ho tradotto male, quindi non faccio francese. Mi ha fatto uno sconto, praticamente me ne ha regalato 4, comunque sono 200 euro, però le ho pagate.
E comunque nel mentre che c'era questa altra tattica, lui è andato a vedere il mio Facebook, ha capito che ho detto guarda, mi fa piacere che vadano a te perché ho visto cosa stai facendo, e quindi c'è anche una piccola gratificazione. Di sicuro non me le spendo in sigarette, quindi comunque sono cose che rimangono. Io mi ritengo custode temporaneo di questa collezione, perché poi questa è di tutti fondamentalmente, è il nostro patrimonio culturale. Quindi per adesso le terrò io in futuro, sperando che non le compro o le giovani. E questo è il patrimonio di tutti. Infatti io non le tengo mai nascoste, quando trovo una nuova foto la metto subito, perché è giusto che poi qualcuno abbia quell'informazione che gli dà quella foto che ho io. Okay? Quindi questo è lo scopo, fare in modo che tutti riusciamo ad aumentare il nostro livello culturale in fatto di tradizioni della Sardegna, in questo caso dell'abbigliamento tradizionale, ma potrebbe essere il ballo, potrebbe essere qualsiasi cosa che ci riguarda, perché quella è la nostra cultura, noi nasciamo da lì. E se facciamo male, stiamo facendo del male a noi stessi, ma anche a tutto il resto delle persone. È sbagliato. Le cose, soprattutto cose come l'abbigliamento tradizionale, che è una tradizione cosiddetta rigida, come diceva l'alzatore, qui ringrazio Andrea che me l'ha fatta conoscere. Una tradizione rigida non dovrebbe essere modificata, perché lì rimane. Se io non utilizzo più quell'abito, chi mi dà il permesso di modificarlo? Di aggiungergli un gioiello moderno è sbagliato, perché i miei abiti che hanno utilizzato per l'abbigliamento non lo usavano come lo voglio usare io. Questo è il rispetto per la nostra storia, per i nostri nonni, gli nonni che hanno utilizzato quegli abiti, e omaggiarli vestendo come vestivano loro e facendo mostrare quello che era la cultura e il patrimonio vestimentario del paese. Noi dobbiamo cercare di pensare in questo modo, altrimenti diventa una carnevale. E la carnevalata diventa una schifezza. Non so se siete d'accordo.